Quando eri piccerella e mentre cresciva, tu stiva male e non lo diceva. Ti mancavano assai certe attenzioni. I voti di papà, i voti di mamma. Oggi è arrivata a una certa età, t'accontenta circa e non ci pensavo. Ma certe cose sono come i vasi, pure a 100 anni non ti possono mancare. L'indifferenza e la strapotenza sono le conseguenze della mala crianza. Ma tu sopporti, ci metti pazienza, ma con l'amaro o veleno per dentro la panza. Perché se nessuno ti dà orienza, se nessuno si fa un esame di coscienza, o dispiacere addiventa dolore e o dolore addiventa squallore. Chi non si sente apprezzata o scarpesata, chi non si sente amata e considerata, non va all'ospedale, ma sta troppo male. Non lo dice a nessuno, ma non sta buona. Tu già da piccola ti mancavano i coccoli, una bella carezza e una tenerezza. Guardavi mamma e lati creatura e volevi anche tu una mamma così, ma facendoti grossa l'hai amata lo stesso. Se non sei giovane, il tempo è carogna, non se ne fotte quando tu piagni, passa veloce e non ti rapace. Se non sei più giovane e certe attenzioni nessuno ti dà, sarà per l'ingiustizia o per arbolezza, ma essere trascurata addiventa tristezza. Rinda sta vita sa da sempre imparare, pure se a chiagnere e sa da soffrire, perché tutto serve, pure un male, perché l'ora e dispiacere ti aiutano a crescere e soprattutto a capire. Quando si chiagna per qualche bisogno, non ci stanno santi né amici o parenti. Se non ce la fai e forza toia, non te la piglia e allora so guai. È inutile che aspetti perché la gente è distratta, ognuno guarda e se ne fotte. Come la creatura, ancora oggi, tu vai annanzi senza attenzione. Però per la pensione è nata questione, che la fa gola, se stai buono o stai male, e ti vengono a trovare per sa mangiare. Per le tue attenzioni non ci sono emozioni, non ci stanno mani per una carezza, non ci stanno parole per un po' di dolcezza. Per tutto il resto, sia allero sia triste, è commossante come t'hanno pigliato.